C'è chi ti promette la luna, chi ti promette le stelle, chi farà un nuovo universo se sarà il caso. Noi non ti promettiamo, facciamo. Media Triveneto, il nuovo network del Nord-Est. Chiama senza impegno allo 0434 31 63 25, orario ufficio, da lunedì al venerdì. info@mediatriveneto.com. Torniamo in diretta, ci scusiamo con i nostri amici e utenti all'ascolto, ma un piccolo problema tecnico. Mentre stavamo andando in onda è partito erroneamente il telegiornale, anzi il nostro audio-videogiornale precedente. Allora riprendiamo dunque la cronaca, sono le 16:33, andiamo a vedere cosa è successo in Friuli Venezia Giulia. Effettuate nella casa albergo di Monfalcone le quarti dose booster di vaccino per il Covid-19 a tutti gli ospiti della struttura. L'amministrazione del comune di Monfalcone si è detta soddisfatta per aver completato le operazioni tra i primi in regione. Alle 12 di oggi il medico vaccinatore ha iniziato la procedura che ha coinvolto tutti gli ospiti che non hanno contratto il virus dopo la terza dose. Gli ospiti guariti saranno comunque monitorati nella struttura in attesa di indicazioni da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Adesso cambiamo argomento, andiamo a vedere, nel discorso del Covid, perché ci sono appena aggiunti i dati odierni. In Friuli Venezia Giulia su 5.162 nuovi tamponi molecolari sono stati rilevati 370 contagi con una percentuale di positività del 7,16%. 6.715 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 827 casi, pari al 12,31%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 8, i pazienti ospedalizzati in altri reparti 160. Nella giornata odierna si registrano 2 decessi. Già direttore tecnico scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia, l'ARPA, dal 2019, Anna Luttmann sarà il nuovo direttore generale di ARPA FVG. Lo ha deciso questa mattina la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, approvando una delibera di indirizzo su proposta dell'assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione. Ci scusiamo ancora per il problema tecnico precedente, ma il bello della diretta è anche questo. 16:34 per chi ci guarda e ci ascolta in diretta. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Alla prossima. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno copri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.